Dottor Di Betto, oggi il quarto torneo dell'Immacolata, un gol per la ricerca qui a Porto Empedocle presso i Campetti di Ferro. Una giornata intera che ha visto lo svolgimento di varie manifestazioni sportive. Ecco la finalità di questo momento anche ricreativo. Siamo alle battute finali di questo torneo, è il quarto torneo dell'Immacolata, dal titolo suggestivo un gol per la ricerca, perché l'attività di oggi, con questo bellissimo torneo a cui hanno preso parte numerosissime squadre di due categorie, una gli allievi e l'altra di ragazzini un po' più grandi, e tutto è, come dire, sotto il patrocinio dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e il ricavato delle offerte e di quello delle libere donazioni, sia delle squadre partecipanti che di tutti quelli che hanno partecipato, quindi genitori, famiglie, sarà devoluto proprio al finanziamento della ricerca scientifica fatta tradizionalmente dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. È una manifestazione, bisogna dire, grazie al Centro Sportivo Ponte di Ferro e ai coniugi Mariella e Fortunato, che per il quarto anno consecutivo danno luogo, si spendono e incoraggiano e organizzano questo bellissimo torneo. Che dire, questa è una maniera perché la ricerca scientifica riceva sempre più sostegno, perché la battaglia contro il cancro è una battaglia importante, difficile ma possibile, perché oggi siamo sempre più vicini a poter dire, uniti, tutti uniti contro il cancro, per mettere il cancro all'angolo e favorire anche le percentuali già buone rispetto a 10, 20 o 40 anni fa, le percentuali di guarigione quando il tumore viene colto nelle sue prime fasi o addirittura venga anticipato, venga prevenuto. Ecco, com'è stata la risposta delle persone a questa iniziativa? Ma le persone rispondono sempre in maniera straordinaria, con grande generosità, con grande partecipazione, perché l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ha una reputazione eccellente, la gente si fida e sa che i proventi di queste raccolte di fondi sono assicurate e vanno veramente a buon fine. Quindi la risposta della gente, purtroppo molto spesso dolorosamente colpita dal problema cancro, è sempre molto generosa. La ricerca fa passi avanti in questo senso? Ma certo, se noi confrontiamo i dati di guarigione recenti, diciamo una neoplasia a caso, le percentuali di guarigione per il cancro della mammella, che ha sconvolto tutte le famiglie per mogli, mamme, sorelle, figlie, oggi ha percentuali di guarigione che superano l'87%, è un dato straordinario. Altri tumori, soprattutto tumori che possono colpire in particolare l'infanzia, i piccoli soggetti, come i tumori, i linfomi, le leucemie, oggi hanno una percentuale di guarigione strepitosa, molto vicina al 100%. Naturalmente è sempre un problema di arrivare al momento giusto, però ci sono dati molto confortanti e sono dati non solo mondiali o europei ma anche italiani. La ricerca scientifica italiana è di eccellente livello, riconosciuta dappertutto. Quindi incoraggiamo i nostri ricercatori, soprattutto non solo quelli che hanno grande esperienza, ma i più giovani, incoraggiamoli nella loro attività, nella loro ricerca, sostenendo la loro ricerca economicamente. Ecco perché la funzione è straordinaria
è una raccolta fondi che è sempre molto generosa. Questo è un torneo che per 4 anni consecutivo lo facciamo, un torneo all'insegna della solidarietà e della partecipazione. Cerchiamo di dare un nostro piccolo contributo alla ricerca. Tutto qua. Come si è svolto il torneo nella giornata di oggi dell'Immacolata? Ci sono state varie fasi, la mattina e il pomeriggio? La mattina sono state le fasi della qualificazione, il pomeriggio abbiamo fatto semifinale e finale. Insomma, hanno partecipato diverse società di quasi tutta la provincia di Agrigento, è andato benissimo perché i ragazzi anche hanno capito lo spirito del torneo.